Oggi siamo arrivati alla conclusione di una trattativa che è iniziata molti mesi fa e quindi si evita anche l'applicazione dell'IRPEF, che avrebbe comunque pagato solo il 20% dei veneti. Pedemontana Veneta non ci sarà bisogno di introdurre l'addizionale IRPEF per completare l'importante infrastruttura più volte a rischio interruzioni. La più grande opera pubblica in costruzione in Italia, dalla Vicentina Montecchio alla Trevigiana Mogliano, proseguirà, come conferma il governatore del Veneto Luca Zaia, dopo l'approvazione dello schema di contratto. Abbiamo approvato lo schema di contratto e prima di andare davanti al notaio a firmarlo abbiamo voluto inviarlo alla Corte dei Conti in maniera tale che con tranquillità se lo veda assieme all'ANAC, perché non abbiamo nulla da nascondere. Dopo un tempo congruo che dia modo loro, senza avere il fiato lungo, di analizzare questo provvedimento, dopodiché si darà mandato all'ingegnere Pellegrini, che è nostra capostruttura, di andare a firmare direttamente il contratto con l'azienda, perché il contratto lo firma il dirigente, non lo firma la giunta. La possibilità di introdurre l'addizionale IRPEF, precisa Zaia, era solo un'ipotesi precauzionale. Era non un'applicazione di tassa ma una autorizzazione. E c'è anche di più, nel mutuo c'è scritto più volte prudenziale, il termine prudenziale, e ho anche detto nel presentare questo provvedimento in Consiglio, attenzione che fino al 31 dicembre può accadere di tutto rispetto a questo tema, ed è accaduto di tutto. Nessuna marcia indietro. L'eliminazione dell'addizionale IRPEF è frutto di un mutuo che la Regione contrarrà 300 milioni in 2 tranche di 140 e 160, cifre che non faranno scattare le regole del Fiscal Compact. E la conclusione? Se si firma nei tempi che ci siamo dati prima dell'estate, in 3 anni l'opera è conclusa.